Amici bellini, allora, insomma, martedì doveva cominciare questo fatto del ritiro. Io non vorrei analizzarlo insieme a voi perché è un mistero l'atteggiamento, cioè cominciamo. È un marchio pazzesco. Rumore incredibile. Le forze misteriose, queste sono le forze misteriose perché non riesco a... Ho aspettato. Benvenuto Giovanni, vi siete iscritti in tantissimi, molti di voi probabilmente della nuova era, insomma non mi conoscono nemmeno. Sono Valerio Fluido, abito a New York per caso, insomma non è un caso, le cose non sono casuali e i miei capelli non funzionano stamattina e di solito vi chiedo di lasciare dei like preventivi, bello, dei like preventivi per aiutare l'algoritmo, il canale, tutte queste cose belline che fate voi, ma insomma le parole di Spalletti. Allora, io di solito lo dico per quelli nuovi, di solito dopo le partite io analizzo le parole di Spalletti in conferenza perché si trovano sempre degli spunti interessanti, ultimamente sempre meno, un po' per le domande che non sono poi interessantissime, sono sempre le stesse, ci credete, non ci credete, eccetera, eccetera. E però un pochino anche per le sue risposte che sono un po' evasive, non lo so, non saprei nemmeno come definirle, ma insomma anche sembra che le conferenze si facciano perché siano obbligati, ecco, un po' tutti, cioè appena l'ultima domanda, grazie, arrivederci, ciao, arrivederci, dobbiamo andare, non ci abbiamo proprio, e quindi questa è la cosa così. E vorrei analizzare una frase in particolare di Spalletti per quanto riguarda Mertens, perché poi c'è tutto un mea culpa generale da parecchie partite in realtà, dice no, è colpa mia Gulam, è colpa mia Demme, è colpa mia Mertens, però poi non è che si risolve eccetera eccetera. Ieri Mertens è stato utilizzato, la partita va anche in un certo modo, poi dovremmo chiederci c'era bisogno di sostituirli tutti e tre, Mertens, Lozano e Insigne, che mi sembravano anche in palla, e poi spunti una squadra, la spunti e ti apri poi alla cosa, perché comunque gli altri non è che stavano facendo una grande partita, non eravamo nemmeno in controllo perché l'Empoli fa più XG di noi, poi sale skyrocket alla fine, però togliendo quelli là, guarda caso, e poi la partita la perdi, cioè sei in vantaggio di 2-0 la partita la perdi. Però la cosa particolare che è successo ieri è questa storia del ritiro, che noi dobbiamo insomma con un ambrambam tattico dobbiamo analizzarla in 3 fasi, perché la prima fase è questa cosina qua: la società ha deciso che da martedì, che è sempre martedì, alla ripresa degli allenamenti la squadra andrà in ritiro permanente, ok? Il ritiro, mo si ammutinano un'altra volta, eccetera, eccetera. E questo è il primo passaggio. Da martedì, e qualcuno già cominciava a dire: ma perché da martedì? Da subito dovete andare, vi fate prima le feste perché la liberazione, eccetera, eccetera. E Spalletti lo dice pure in conferenza, insomma, che le domani si fermano e poi dopo riprendono martedì. E qua dobbiamo capire se Spalletti già aveva deciso, perché la seconda fase di questa storia è questa qui: la SSC Napoli precisa che la decisione del ritiro è stata presa dall'allenatore Spalletti e condivisa dalla società. Qua è immediato il discorso della memoria dell'ammutinamento, perché fa il paio questo tweet con le parole di Ancelotti, che all'epoca disse: a me l'idea del ritiro in generale non piace, non sono d'accordo, non è una cosa che secondo me risolve le varie problematiche eccetera eccetera. Però poi alla fine, quando la società prende la decisione, Ancelotti va, cioè io non mi riesco a guardare, Ancelotti prende armi e bagagli e suitcase e si organizza per andare, e poi la squadra che si rifiuta. Qua invece si vuole specificare che è Spalletti che l'ha voluta, quindi non siamo noi che siamo i cattivi, perché poi escono pure notizie che Edo è sceso nello spogliatoio a pugni e in un angolo c'era Meret con le mani in faccia, eccetera eccetera. Ma i pugni sullo spogliatoio, se qualcuno ha le spie, le posso anche sentire, ma pure il buco della serratura vi siete messi a vedere Meret con le mani in faccia? Chi ve le dice queste cose? Ma al di là di tutto è possibile, ma figuriamo. Napoli-Verona.
L'importante è questa cosa qui che dice allora è stato Spalletti, ma c'è convinzione da parte della società nel confermare Spalletti, e questo poi che noi ci dobbiamo chiedere, cioè se qui stai dicendo il ritiro l'ha deciso Spalletti eccetera eccetera, non è come se volessi dire noi è una società che non è che se la prende con l'allenatore, è più una roba di punizione dei giocatori per la partita persa, perché questo mi sembra proprio la reazione un pochino di quello che voleva il tifoso, che sta gridando vergognatevi, non siete buoni, i tifosi in trasferta sotto la pioggia, tutto giustissimo. La società reagisce subito, dice il ritiro punitivo eccetera, perché è punitivo, non è, però poi si torna indietro, perché poi la terza fase dopo questa cosa punitiva eccetera eccetera, la società, questo comunicato che quando me l'hanno mandato, onestamente quando me l'hanno mandato stamattina, io pieno di sonno, il che fare ieri eccetera eccetera, ho detto no, questo è un meme, questo sai, le fanno quelle cose, vi ricordate quando il Napoli fece i complimenti all'Inter per la cosa così e poi uscivano tutti i meme, il Napoli fa i complimenti al fruttaiolo che ha messo bene le frutta, insomma questo pensavo fosse Lercio, pensavo fosse un meme di Lercio. La società, comunicato ufficiale, la società, la direzione sportiva, quindi la società significa ATL, Edo eccetera eccetera, la direzione sportiva significa Giuntoli, l'allenatore e lo staff, quindi Spalletti, Baldini eccetera eccetera, Calzona, hanno deciso che la cosa più importante da fare in questo momento sia quella di integrare l'abituale scheda quotidiana di allenamento, integrare, cioè si fa con il ritiro, si fa quello che già si fa sempre, integrando. Come si integra? I turni di lavoro resteranno gli stessi, i turni di lavoro degli operai, con una grande attenzione per le singole componenti individuali e per il gruppo, male proprio. Ci fermiamo un attimo, che significa con una grande attenzione? Perché prima facevate con distrazione, senza attenzione ai dettagli, e tutte quelle frasi fatte, l'attenzione maniacale ai dettagli, che significa questa cosa? Attenzione, adesso che abbiamo perso il sogno scudetto, adesso che praticamente la Champions è fatta, perché devi pensare che una di quelle dietro tra la Roma, la Fiorentina eccetera eccetera le vinca tutte, è complicato, il Napoli dovrebbe perdere tutte, è complicato anche questo. Adesso si pensa ai dettagli, bisogna curare le componenti individuali, così Meret non si fa pressare, così Malquit non cerca di scartare le cose. Adesso si curano i dettagli. E per il gruppo, riunioni di teoria e valutazioni delle prossime partite. Che significa questo in italiano? Me lo chiedo e non mi so rispondere. Mi potete dire voi nei commenti. Riunione di teoria. Cioè praticamente finiti gli allenamenti, Spalletti va vicino così e dice allora carissimo Fabian, come si gioca nel 4-3-3, le mezze ali che cosa devono fare? Ah, benissimo, così. Allora dove sta quell'altro? Rachmani, chi è che deve rompere la linea? L'abbiamo detto. Ah, bravissimo, una stella di merito perché si ricordano la teoria. Facciamo le riunioni di teoria e valutazione delle prossime partite. Avete studiato il Sassuolo? Benissimo, chi è l'esterno sinistro del Sassuolo? È quello che dicono che il Napoli è pure interessato. Benissimo, bravo. Quindi la valutazione delle prossime, come sempre fatto. Allora l'avete sempre fatto. Allora dov'è la differenza con questo ritiro? Non si sa. Il tutto integrato, e questa è la novità, da incontri serali a cena per aprirsi maggiormente su eventuali criticità, problematiche, incomprensioni, qualità di gioco. Qua è l'Oscar, qualità di gioco. Cioè ti fermi a cena e si parla sul fatto sì ma la palla lunga a Osimhen, e magari se lui viene incontro e allora Lozano dice sì ma io mi faccio vedere, io sto facendo gli scatti, non me la passano, gli amici miei messicani mi hanno detto che non me la passano. Qualità di gioco, tutto per massimizzare l'eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione. Eccellente qualità dei nostri calciatori dimostrata nella prima parte della stagione. Allora, se è vero che i calciatori nostri hanno eccellenti qualità dimostrate nella prima parte della stagione, poi
la prima parte della stagione a livello di risultati senza dubbio eccellenti, inaspettati, eccetera eccetera. Come qualità di gioco, come si è arrivato a questi risultati, noi le analisi le abbiamo fatte partita dopo partita e abbiamo anche detto più volte: questa partita l'anno scorso non l'avremmo mai vinta, è proprio perché il Napoli è maturato, eccetera eccetera, che segna con Petagna all'ultimo minuto, per esempio cross di Mario Rui, Petagna col genere, perché ricordiamocele tutte, anche le vittorie, le sconfitte ce le ricordiamo e anche le vittorie. Quindi per massimizzare, cioè praticamente, quindi se adesso queste eccellenze non si sono viste più è perché questi giocatori hanno bisogno di ripassare la teoria e non parlano tra di loro, e allora forse serve una figura intermedia, perché se vedi incomprensioni, le vedete le incomprensioni, qualità di gioco, eventuali criticità, problematiche, serve una figura, ragazzi, perché vuol dire che questi qua non parlano, se è tutto così, se dobbiamo credere a questa cosa, si sono sviluppate delle criticità, non sono contenti magari di come si sviluppa il gioco, la differenza. Insigne vuole giocare 4-3-3, per esempio, faccio un esempio, Fabian non si trova a giocare più dietro oppure a fare la mezzala ibrida così, Zielinski tiene fame, ecco, tutta una serie di tiene più fame e non gli fanno mangiare gli snack, tutte cose così, e non lo dicono all'allenatore perché evidentemente mano a mano se ne sono scesi, il trend se ne è sceso sempre di più, e quindi adesso incontri serali a cena, il dopolavoro dell'asilo. Io veramente non so come commentarla questa storia, questa è roba che non so come commentare, a partire dal concetto in se stesso, cioè il ritiro punitivo che poi diventa rifermiamoci a cena e chiacchieriamo, cosa cambia, cosa serve, dove si va e qual è il futuro, perché è chiaro, io domani la voglio pure fare l'analisi tattica della partita, perché più che altro sarà analisi dei momenti, con Mertens e senza Mertens, perché alla fine io sto con Mertens, nel senso che lo reputo un gran calciatore come lo reputate voi, tant'è che al presidente, quando mi ha chiesto come la vedo su Mertens del prossimo anno, io ho detto che per me Mertens è un giocatore che si può tenere, perché poi ci sono altre cose che vanno valutate da un punto di vista di numeri della società. Io la penso come voi su Mertens, poi vi ho detto che avete ragione, l'ho fatto giocare poco per quella che è stata, qualche risultato l'ha anche fatto. Sì, l'abbiamo fatto, certo, questo non c'è dubbio. Si può anche tenere Mertens, si può anche tenere, è il giocatore che ti cambia la storia delle partite, il giocatore che ti tiene a galla anche quando il gioco non funziona, si può anche tenere. Com'è questa storia che la società ha chiesto a Spalletti? Vuol dire che c'è fiducia nel progetto Spalletti. Noi dobbiamo sempre analizzare e dire, ok, quindi la società se chiede a Spalletti se vuole Mertens o meno, se è il caso di fare lo sforzo economico per proporre il rinnovo eccetera eccetera, chiede a Spalletti, quindi vuol dire che si continua lì. Tutte queste frasi su il Napoli adesso già rotto con Spalletti e sta cercando di strappare Italiano alla Fiorentina, per dire, e dobbiamo valutarle. E questo è un discorso su Mertens che è stato fatto prima che arrivassero i brontolii da parte di ADL per le sostituzioni, perché se poi la società chiede a Spalletti lo vuoi Mertens, sì, lui dice sì, si può tenere, se non lo tiene tanto comunque non gioca, cioè non è centrale, questo bisogna dirlo, ed è logico anche per l'età che l'anno prossimo sarà un anno in più, non è centrale nei pensieri di Spalletti, non lo è mai stato, quindi Spalletti ci ha mentito a inizio campionato e questo va detto. Per Mertens lo spazio si trova, per uno come Mertens lo spazio si trova, e tu dici sì, vabbè, questa era l'idea iniziale, poi Mertens ha giocato male e quindi non l'ha trovato più. Mertens ha sempre giocato bene in quelle poche volte che ha giocato. C'era quella partita col Cagliari ma dove si era inventato tutta una serie di differenze tattiche, il 3-4-2-1, roba inguardabile. Insomma ragazzi, sono già lungo, questa è una riflessione che faccio insieme a voi. Io non riesco a capire se la società sta dando a Spalletti in mano la cosa o se stanno ripensandoci. Comunque c'è un altro anno di contratto da valutare eccetera eccetera. Con chi sostituiamo questi giocatori? Dobbiamo arrivarci in Champions? Sì. Dobbiamo fare un finale di stagione dignitoso? Sì, perché poi il finale probabilmente può essere propedeutico per quello che sarà l'inizio dell'anno prossimo, ma sarà una squadra, a differenza dell'anno scorso, rivoluzionata.
Quindi quanta voglia hanno questi giocatori che non sanno qual è il loro futuro, oppure lo sanno già e non è a Napoli, di impegnarsi e di buttare il sangue per questa squadra e di mostrare amor proprio, questi giocatori, perché poi io me la prenderò sempre con la società che non fa quello che potrebbe fare anche a gratis, me la prenderò sempre con l'allenatore che che prende delle decisioni che sono discutibili con il senno di poi, ma non posso mai dimenticare che in campo ci vanno certi giocatori che anche solo per amor proprio, quando prendi un gol e si stanno avvicinando, quando prendi il pareggio e dici mamma mia, prendi pure il 3-0 in 10 minuti, è qualcosa di veramente inaccettabile. Da New York, Valerio Fluido è tutto, e come è lungo questo video non se lo vede nessuno, non fa niente, mi serve per me, poi chi mi segue lo fa, lo segue. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.